E ora stamattina sul presto sono in giro per Padova, ma so abbastanza di fretta. E passando per Riviera Tito Livio vedo su una vetrina sto carteo. Chiuso per chiusura, riapriremo all'apertura. Buongiorno Luca, tu sei un influencer veneto che parla in veneto nei tuoi video che vanno anche fuori dal Veneto, ma il tuo Veneto è un po' diverso. Grazie al caso, comunque è meglio essere precisi che pressapochisti, Perché sono nato a Dolo. Sono rimasto lì fino ai 17 e parlavo in italiano. Poi dopo sono andato ad abitare a Piave di Sacco e lì si parlava più dialetto, quindi ho mescolato dialetto e italiano. Cioè a Dolo non si parlava dialetto? Un pochino, a scuola. A Piove sì. A Piove di più, sì. E poi hai cominciato a fare questi video che hanno avuto successo. Presidente, cosa ne pensa di chi fa colazione con latte e biscotti? È imbarazzante. E chi invece prende il caffè liscio? È raccapricciante. Quindi lei consiglia di bere 2 prosecchi appena sveglia al mattino? Cioè, è fondamentale questo. Sì, grazie al presidente Zaia che faceva le conferenze stampa in pandemia, io ho preso spunto dalle sue conferenze, facevo io le interviste a lui e quindi lì la cosa è esplosa. Come fai a riconoscere un veneto in macchina? Cioè, è fatica? Porsea, e a Porsea ha fatto i Porsei. Che cosa pensano fuori dal Veneto del Veneto? Beh, all'inizio non capivano tanto. Quindi ho dovuto mettere i sottotitoli. Adesso che ci sono i sottotitoli capiscono un po' di più. C'è qualcuno che ha imparato anche qualche parolina. Tipo? Beh, Mona adesso lo sanno proprio Tutti. bene. Lo sanno proprio bene. E poi? Beh, lo spritz. Ho cominciato a capire a dire spritz, non più spritz, perché è italiano spritz. Stai esportando la S anziché E la anche Z. la parola freschin ha Che cominciato. cosa vuol dire freschino? Beh, freschin. Come la spieghi? Fatica a spiegarla, devi proprio farla sentire. Prendi la lavastoviglie, la apri e dici: vedi, questo è questo, capiscilo. Hai capito qualche cosa di questo mondo social? Beh sì, non si può piacere a tutti, anche la Nutella non piace a tutti, quindi ci sono dei commenti che sono abbastanza cattivi. Ci vorrebbe più cultura nelle scuole, nei commenti, come gestire meglio i social, come commentare, anche perché un commento può portare molti problemi anche alla stessa persona, quindi bisogna prendere le proprie responsabilità quando si commenta. Signori, guardi che si scherzava sul discorso del cane, del porco, del boia, cioè c'è una goliardata, niente di... Mi piace l'attualità, mi piace commentarla, dire la mia, non sempre quello che dici può essere condiviso, però è importante esprimersi sempre in lingua veneta. Grazie Luca, il nostro buongiorno mattino. Ciao ragazzi!